Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 4 aprile. Ieri al mercato orticolo di Brondolo si è tenuto lo struggente funerale della famiglia Scarmanati, officiato dal vescovo Monsignor Dianin, accompagnato da numerosi sacerdoti, tra i quali anche Don Michele, parroco di San Martino, parrocchia della famiglia. Folto il pubblico che ha riempito la sala d'aste del mercato. Erano previsti 1100 posti a sedere, ma alcuni, per assistere meglio alla cerimonia, essere più vicini ai parenti, hanno preferito avvicinarsi e seguire la cerimonia in piedi. Il coro di San Martino, parrocchia della famiglia, ha accompagnato in modo sentito la cerimonia e a lui si è aggiunto, al termine della stessa, un pianista molto conosciuto. Tante persone che hanno conosciuto, apprezzato e amato chi ha perso la vita la Domenica delle Palme, e un silenzio raccolto e pesante. Potete assistere a tutta la cerimonia sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Chioggia Azzurra. Commosse le persone che hanno ricordato chi ha perso la vita, a cominciare dall'amministratore di Chioggia Ortomercato, Giuseppe Boscolo Palo, che ha messo subito a disposizione la sala d'aste per il funerale, come richiesto dal figlio Fabio, unico superstite. Il ricordo toccante e commosso che ha voluto condividere Palo ha riguardato tutti, a cominciare da Gianni, amico e collega da una vita, per poi spostarsi sulla famiglia, vista crescere in tutte quelle piccole cose della vita che in questi momenti assumono un valore diverso. Tommaso Elia ha ricordato l'amico Davide con sensibilità e con un grande affetto, quello che si prova per una persona di cui si riconosce l'unicità e la grandezza. 2 alunne hanno portato il loro ricordo per la maestra Luisella, amata dagli alunni quanto dalle insegnanti e dal gruppo di cui faceva parte, con il quale realizzava lavoretti. Ultimo in ordine di tempo erano delle rose realizzate all'uncinetto, che in questa occasione sono state donate ai parenti e alle persone care in ricordo. L'immagine dei 3 feretri benedetti dal vescovo resterà nella memoria di tanti tra i presenti che non riescono ancora a capacitarsi di una morte simile, così immediata e crudele. Davamo notizia ieri mattina della prima raccolta del seme delle vongole veraci per questa stagione, organizzata da Veneto Agricoltura, una raccolta che ha fruttato 105 tonnellate di semina, equivalenti a 4.200 ceste, che sono state destinate alle aree di allevamento di Chioggia e di Venezia. Avevamo anche accennato che la Guardia di Finanza, nella sua attività di controllo, aveva individuato e sequestrato una quantità di seme trasportato illegalmente. Come sappiamo ormai, uno dei problemi di alcune zone di allevamento è la mancanza di sufficiente ossigenazione delle acque, la conseguente proliferazione delle alghe, come dell'elevata salinità che provoca un aumento dei murici, che delle vongole sono voraci nemici. Alcuni allevatori si trovano quindi nell'oggettiva difficoltà di allevare il proprio prodotto e portarlo a maturazione nel loro terreno, che non offre le condizioni ottimali, e piuttosto che rilasciarlo sapendo già in partenza di non offrire l'habitat adatto alla crescita del prodotto, ha preferito provare a venderlo, facendo quindi un'attività illegale priva di autorizzazione. Sbagliato, in quanto si tratta di un'attività non normata, non prevista per la tutela del prodotto, ma è altrettanto sbagliato che i territori dati in concessione non siano resi produttivi. Da tempo la categoria lamenta la necessità dell'escavo dei canali per creare una corrente maggiore e una maggiore ossigenazione dell'acqua, che renderebbe più arduo alle alghe proliferare come stanno facendo, soffocando il fondo. E da tempo si chiede che venga immessa acqua dolce in alcune aree in modo da abbassare il grado di salinità e rendere meno favorevole l'aumento dei murici, predatori delle vongole. Un comportamento non giustifica comunque l'altro. Aragoste, astici, gran seole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM.
per il Grand Gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria Cam propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. Cam, da oltre 50 anni, all'Isola Saloni, a Chioggia. La scuola Pascoli dell'Istituto Comprensivo Chioggia 2 vince il concorso regionale dedicato al Giorno del Ricordo. Ieri si è tenuta la premiazione delle scuole vincitrici dei concorsi per la commemorazione del Giorno del Ricordo presso l'Aula Magna dello IUAV ai Tolentini. Primo premio per l'Istituto Comprensivo Chioggia 2 con l'elaborato intitolato Un viaggio senza più ritorno, l'esodo istriano dei miei bisnonni da Rabac a Chioggia. Valore del premio 2.000 euro, oltre a un contributo di 1.125 euro destinato a finanziare un viaggio di istruzione nei luoghi del ricordo. L'elaborato, redatto da Francesco Fuolega Borromeo e dalla classe terza B, ha saputo catturare l'attenzione della giuria e del pubblico presente, portando alla luce una storia fino ad ora sconosciuta, ma di straordinaria rilevanza storica e umana, in quanto narra il percorso compiuto dai bisnonni di Francesco, strappati dalla loro amata terra d'Istria e costretti a un viaggio senza ritorno verso Chioggia, lasciandosi tutto alle spalle, partendo verso un futuro incerto, carico di sfide e di incertezze. Il racconto di questo viaggio, simbolo di tante altre storie di esodo e dolore vissute dalla comunità istriana, fiumana e dalmata, ha suscitato un profondo senso di empatia e di riflessione nell'intero pubblico presente alla cerimonia. Questo riconoscimento rappresenta non solo un successo per l'Istituto Comprensivo Chioggia 2, ma anche un momento di grande importanza per tutta la comunità locale e per la Regione Veneto. È infatti grazie a iniziative come questa promosse dalla Regione in collaborazione con le istituzioni scolastiche che si è in grado di preservare la memoria delle tragedie del passato e di tramandare alle generazioni future l'importanza di non dimenticare mai le proprie radici e la propria storia. Tra le autorità presenti, l'assessore regionale Elena Donazzan, il direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto, il prefetto di Venezia e i rappresentanti della Federazione degli Esuli. In un momento storico in cui il ricordo rischia di svanire nel vortice dell'oblio, l'iniziativa della Scuola Pascoli ricorda l'importanza di dare voce alle storie dei nostri antenati per costruire un futuro migliore, fondato sulla memoria e sulla consapevolezza delle proprie radici. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Siamo col sindaco Armelao, siamo all'incontro tra Chioggia e Siogama, un incontro molto importante tra due città simili ma molto distanti. Distantissime, però il fascino che arriva dal Giappone ovviamente è stupendo e ovviamente noi come amministrazione abbiamo patrocinato ovviamente questa iniziativa. Ringrazio anche i chioggiotti che hanno lavorato e hanno collaborato per continuare anche questo contatto che c'è con questa città. Ho una lettera qui scritta in giapponese, però per fortuna c'è la traduzione del sindaco di Shiogama, e quindi poi risponderò anche al sindaco di Shiogama e perché no, magari un giorno potremo anche andare e scambiare la visita e ricambiare ovviamente la loro presenza nella nostra città e magari con una delegazione di Chioggia e andare lì a Shiogama, insomma, ecco. Quindi benvengano queste cose e sentire parlare di Chioggia anche in Giappone ovviamente ci riempie d'orgoglio. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.
Prima giornata di visita ieri a Chioggia per la delegazione giapponese dalla città di Shogama. Una mattina passata in giro per la città tra i luoghi più conosciuti e apprezzati e poi l'incontro con il vescovo Monsignor Dianin al Sagraeto, ai piedi dei ciliegi donati alla città di Chioggia e piantati nel 2015 dalla delegazione. Dell'incontro la parte chioggiota artefice vede come 9 anni fa in prima linea i due concittadini Gianna Donaggio e Otello Giovanardi, che tanto fanno con costanza per mantenere e accrescere i contatti tra le due città. Con molto piacere ieri il vescovo ha ricevuto la delegazione, intrattenendosi, tradotto dalla signora Donaggio fino all'arrivo della traduttrice ufficiale. I giapponesi hanno approfittato per immortalare e immortalarsi felici ai piedi dei ciliegi, con le foto che faranno il giro di Shogama. Il pomeriggio la delegazione, con alcune donne vestite con il tipico kimono, si è ritrovata in Sala Lampadari, in municipio, accolte dal consigliere Griguolo in veste di delegato al turismo in attesa del sindaco, giunto dopo il termine del funerale della famiglia Scarmanati. Nell'occasione si sono raccontate le affinità tra le due città, dalla geografia alle attività alle tante cose che le uniscono da una parte all'altra del globo. Oggi secondo giorno di attività con un incontro all'ENAIP dove si parlerà di sushi e delle tipicità delle due località. Il pomeriggio a Palazzo Grassi si terrà un ultimo incontro in cui il tema saranno le ostriche, specialità di entrambe e dell'habitat tipico delle due località. Occasioni queste in cui uno scambio culturale a 360 gradi può solo che portare confronti dai risvolti positivi. Le 1001 notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le 1001 notte di Elisa, riposi bene e risparmi. Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 4 aprile, è la farmacia Al Mare in via San Marco a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti. Alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.